Benvenuti e benvenute a questo nostro focus. Oggi ci occupiamo di scuola perché la scuola intanto pone sempre degli interrogativi e soprattutto al centro della nostra realtà quotidiana, nel bene e nel male. Ultimo dato di cronaca è quello dell'autonomia differenziata, una legge ordinaria dello Stato appena varata che dovrebbe e dovrà anche avere ripercussioni anche su questo settore della nostra realtà. Ma non solo, di scuola se ne è parlato anche nei giorni scorsi, la cronaca ci racconta di due fatti gravissimi perché a Palermo e a Milazzo, nel Messinese, due studenti hanno aggredito due professori e cercheremo anche di capire quali le dinamiche che ci sono all'interno di questi gesti che sicuramente sono da condannare, ma non solo. Ci sono tante questioni e soprattutto potremmo partire direttamente da questi giorni, esami di maturità di studenti, ma non solo, i professori sono ovviamente impegnati, però anche lì ci sono delle criticità perché sappiamo per esempio che a Palermo molti commissari di esami e non soltanto, anche presidenti, sono stati reclutati, pensate, da ex professori in pensione, almeno da 3 anni, diceva la circolare, quindi questo la dice lunga anche sugli organici all'interno della scuola. Non mi dilungo altrettanto, gli argomenti sono tanti, presento subito la nostra guida che ci accompagna, non è la prima volta che lo invitiamo, Giorgio La Placa della Gilda degli Insegnanti, è dunque un insegnante che però è anche un sindacalista e quindi ci potrà anche dare delle notizie, delle indicazioni a questo riguardo, soprattutto appunto perché il mondo della scuola è sempre aperto a tante cose. E grazie anche al professore Mauro Mangano, che è il dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo Musco di Catania, grazie anche a lei. Dovremmo anche avere Vittorio Lusi, che è un giovane studente, rappresentante dell'istituto. Buon pomeriggio. Buon Grazie pomeriggio, per avermi Ferraris. ospitato qui. Di nulla, grazie a te per essere con noi, mi permetto di darti del tu anche perché voglio dire la nota anagrafica me lo permette. Dunque partiamo subito, professore La Placa, questa autonomia differenziata intanto quanto inciderà sulla scuola siciliana? Tantissimo. Intanto vorrei fare una premessa. La Gilda degli Insegnanti, lo dico con tanta volontà, non è legato a nessun partito politico, quindi il mio punto di vista è assolutamente asettico a quelle che possono essere le correnti politiche. Certo, noi non facciamo un'analisi politica, infatti non voglio fare nessun genere di analisi politica perché ho visto su web che c'è veramente tanto. In realtà la preoccupazione come sindacato è molto ampio, in primis per il concetto di autonomia. Noi già abbiamo il problema dell'autonomia delle scuole, che già ha un effetto molto negativo perché spesso e volentieri ogni scuola si costituisce a leggi proprie, soprattutto perché molti dirigenti interpretano la legge a modo proprio. Non dico che tutti sono così, spesso se si trova un dirigente che dialoga si riesce comunque a portare alla ragione, però è altrettanto vero che comunque è un grande lavoro su un territorio tipo Catania, sono 160 scuole, vi immaginate 160 modi di pensare e organizzare in modo diverso e non è facile poi dare indicazioni anche ai colleghi che spesso sono docenti che hanno più scuole di servizio e quindi si trovano ad avere difficoltà a coniugare anche i modi di organizzare e di fare. Quindi dovrebbe cambiare proprio la gestione se questa autonomia noi la rapportiamo all'autonomia delle regioni mi preoccupa ancora di più perché significherà che ogni regione si fa tra virgolette delle regole a modo proprio. È altrettanto vero che hanno previsto da quello che ho trovato su internet ovviamente la legge che hanno approvato che ci sono delle indicazioni minimali che garantiscono in un qualche modo un servizio minimale, ma quello che mi preoccupa veramente tanto come siciliano è l'aspetto economico, che avrà una ricaduta diretta a quel punto anche sulla scuola e non solo sulla scuola, perché nel momento in cui si ottiene l'autonomia economica delle regioni significa sostanzialmente che se io vado ad acquistare quel prodotto che anche se la produzione è avvenuta a Catania o a Siracusa ma la sede legale della società si trova a Milano,
le tasse le pagheranno in Lombardia e questo significherà che avranno un'entrata diretta sulla regione Lombardia, pur essendo stata acquistata a Catania, prodotta a Catania. È un po' quello che viene nella sanità, no? Diciamo che la sanità appunto nel sud paga il nord di fatto. Il problema sarà proprio di questo genere, quindi avremo un impatto non solo su un settore ma su tutti i settori che riguarda questa autonomia. Certo. Volevo interpellare anche il preside Mangano. Lei cosa ne pensa? Perché lei all'interno ha insomma anche un ruolo importante all'interno dell'istituto. Ma sì, non c'è dubbio che questa cosiddetta autonomia differenziata può avere solo effetti negativi sul mondo della scuola. Io ne sottolineo quelli che ha già indicato il collega prima, almeno un altro paio. Cioè noi finora abbiamo avuto la fortuna che almeno il sistema scolastico in Italia, come dire, ha avuto una funzione di collante culturale, ideale, anche valoriale all'interno di questa nazione. Lo svolgimento dei programmi, diciamo anche la grande omogeneità che la Costituzione ci ha assicurato e che ha affidato alla scuola come compito anche per la sua trasmissione, è stato finora davvero un grande baluardo, io credo, di cui la scuola si è fatta carico. Adesso l'autonomia, questa cosiddetta, dicevamo, autonomia differenziata, invece mina davvero fortemente questo ruolo che la scuola ha avuto, questo ruolo unitario. Ma un altro elemento veramente molto concreto, molto semplice, aggiungo, che mi preoccupa anche personalmente molto, è quello che riguarda i giovani. Guardate, se l'effetto dell'autonomia differenziata sarà quello di avere, per esempio, scuole che si possono permettere, o sistemi scolastici che si possono permettere retribuzioni diverse. Per cui, ad esempio, il Veneto o la Lombardia potrà pagare i propri insegnanti e il proprio personale parecchio di più di quanto possa fare la Sicilia o la Calabria. E immaginatevi che impatto avrà questo fatto sulla vita dei nostri giovani, cioè sulla vita di chi adesso ha 20 anni, 24 anni, si sta laureando, sta studiando e può scegliere se andare a fare l'insegnante con uno stipendio in Lombardia o in Veneto raddoppiato rispetto a quello che avrà in Sicilia. Assolutamente. Cosa significa? Significa immaginarci una generazione di emigranti, ma di emigranti di qualche migliaio di chilometri, quindi davvero una prospettiva per delle generazioni che adesso stanno studiando nelle nostre università che è devastante. Io permetto di aggiungere questo elemento tra i tanti negativi di questa autonomia differenziata, perché davvero io penso che ci dovrebbe preoccupare, ripeto, rapportato alla vita scolastica. Poi c'è il grande tema nella differenza delle risorse nell'edilizia scolastica. Ecco, infatti proprio questo volevo dire, scendendo poi nel concreto, perché è da un po' di tempo che ci occupiamo insomma della scuola anche negli anni, mi sembra che ribadiamo sempre le stesse cose, il tempo pieno nelle scuole, gli asili nido, la possibilità appunto anche di avere degli edifici scolastici. Ora il PNRR prevederà, no, per l'edilizia scolastica arriveranno milioni in Sicilia e si dovrà anche capire come verranno poi utilizzati, perché noi assistiamo per esempio in alcuni quartieri, faccio l'esempio di Librino, dove c'è una scuola per esempio abbandonata da anni, cioè realizzata ma mai utilizzata, quindi veramente questo sarà un ulteriore. Secondo voi, vi chiedo un commento breve perché poi andiamo avanti anche con altre cose, sennò poi il nostro tempo non ci permetterà di affrontare tutti gli argomenti, però questo sarà anche un ulteriore peso. Assolutamente sì, e io mi aspetto anche che si inizieranno a discutere dei contratti di lavoro a livello regionale di scuola, sia per i docenti che per il personale tutto, compresi dei dirigenti scolastici, e con un ulteriore danno per i docenti, che ne abbiamo tanti in questo momento che stiamo aspettando le assegnazioni provvisorie, perché c'è il rischio, spero che si ravvedano, che nel momento in cui c'è la regionalizzazione potrebbe diventare più complicato lo spostamento a livello nazionale, cioè io titolare a Milano non è detto che posso ottenere l'assegnazione provvisoria direttamente a Catania perché verrebbe da 2 regioni diverse, quindi potrebbe avere anche un impatto sulla mobilità del personale docente. Però come diceva il dirigente ci sarebbero ulteriori problemi, esattamente come è successo con i medici che ormai sono andati
mandati fuori dall'Italia perché ovviamente vengono pagati 4 volte di più per andare fuori dall'Italia. O il fenomeno dei gettonisti che è ancora più, no? Ancora incredibile. peggio. È incredibile. Preside, io le chiedevo questo, la vostra è una scuola, la Musco a Catania, che veramente è aperta sempre nel pomeriggio, ci sono tantissime attività, ha degli indirizzi, il coreutico, insomma il musicale, ma tante, veramente tante attività importanti che coinvolgono molto i ragazzi soprattutto. Ecco, anche questo avrebbe un impatto negativo per proseguire, diciamo, in questa vostra anche impegno, no? Certo, il timore, lo dicevo alla fine dell'intervento precedente, il timore è che se gli investimenti destinati alla scuola devono essere, diciamo, in qualche modo proporzionali alle risorse che hanno le singole regioni, questo significa che c'è il rischio che una regione come la Sicilia o, ripeto, le altre regioni meridionali abbiano inevitabilmente meno risorse da investire. E se c'è una cosa di cui possiamo andare fieri finora in Italia è il fatto che davvero i nostri alunni, anche in questo quartiere dove mi trovo adesso, a Zia Elisa, a Librino, hanno lo stesso numero di insegnanti, lo stesso tipo di risorse che gli è stato assicurato finora per gli alunni che vivono a Milano. Noi abbiamo avuto dei confronti bellissimi, vi racconto solo questo piccolo. Siamo stati a Roma con i nostri alunni del musicale del coreutico, ci siamo incontrati con colleghi delle altre scuole ed era bellissimo confrontarsi tutti alla pari, cioè i nostri alunni avevano avuto le stesse opportunità che avevano avuto gli studenti del resto d'Italia. Pensare che adesso solo i ricchi potranno godere di certe risorse, perché noi dovremo accontentarci di quello, insomma, che la situazione complessiva della nostra regione può darci, è veramente triste. Certo, e c'è davvero il rischio che finiranno soldi per fare tutto, veramente dalla sicurezza, dalla continua manutenzione degli istituti, alle risorse che abbiamo avuto finora per assicurare i servizi. Insomma, è veramente molto rischioso. E infatti insomma, la scuola vive tutte le contraddizioni che poi ci sono nella realtà, e soprattutto anche è aperta la scuola a quelle che sono anche la violenza che c'è, che viviamo quotidianamente. Uno dei casi che ha portato, insomma, a far riaccendere l'attenzione su quello che avviene all'interno della scuola è stato qualche settimana fa a Milazzo e a Palermo, come lo dicevo prima, degli alunni che hanno aggredito e picchiato dei professori, motivi diversi, tra l'altro per esempio anche i genitori dell'alunno che ha picchiato il professore a Palermo, che lo aveva sospeso, poi hanno detto no, lui non voleva farlo. Insomma, c'è un rapporto veramente difficile, sempre più difficile, fra famiglia e scuola, già è complicato. A questo proposito io manderei il contributo del dottor Giuseppe Pierro, che è il direttore dell'ufficio regionale scolastico della Sicilia, e poi lo commentiamo insieme. In relazione ai recenti episodi di aggressione che ci sono stati da parte di alcuni studenti a carico di alcuni docenti, il primo a Milazzo e il secondo più recente a Palermo, c'è da dire che non sono casi isolati, ce ne sono stati altri nel corso di quest'anno scolastico, ma è un fenomeno che riguarda un po' tutta Italia, non solo la Sicilia. Proprio per questo di recente anche il ministro Valditara è intervenuto e sono state introdotte delle modifiche anche al codice penale, introducendo tra le aggravanti anche quella di aggressione a carico del personale scolastico. Ma al di là di questo, come ufficio scolastico regionale convochiamo la prossima settimana il forum dell'associazione dei genitori e il forum dell'associazione di categorie, proprio anche dei docenti, proprio perché vogliamo che parta un messaggio forte e chiaro che in nessun caso si può giustificare la violenza, soprattutto se a carico dei docenti o del personale scolastico, ma che comunque vogliamo che il patto di corresponsabilità scuola-famiglia venga considerato non un semplice adempimento burocratico o la firma su un foglio di carta, ma vogliamo che sia un vero accordo tra scuola e famiglia che vada nella direzione di riportare dignità, ma soprattutto rispetto alle istituzioni scolastiche e quindi rispetto allo Stato. Ecco, abbiamo sentito così appunto Giuseppe Pierro, che è il direttore dell'ufficio scolastico. Vittorio Lusi, tu da studente, che impressione ti ha fatto, insomma, sentire di queste notizie, soprattutto nella tua scuola, che è la Ferraris, un istituto tecnico, 500 alunni a San Giovanni La Punta, quindi siamo vicini proprio a Catania, si può dire Catania. Ecco, che clima c'è tra voi studenti?
Allora, fortunatamente nella mia scuola non si sono verificati episodi di questo genere. Il mio pensiero in generale è quello che le famiglie non hanno trasmesso agli studenti d'oggi dei valori che venivano trasmessi alle generazioni precedenti e principalmente il rispetto verso i professori. Di conseguenza gli alunni adesso hanno anche della difficoltà nella gestione della rabbia e piuttosto che riflettere su ciò che hanno sbagliato, tendono ad aggredire i professori. Ci sono anche dei casi in cui i professori sono troppo rigidi, perché anche io ho avuto delle esperienze simili e magari non hanno empatia nei confronti degli alunni, ma comunque gli alunni non sono giustificati se poi li aggrediscono e utilizzano della violenza nei confronti dei professori. Ho capito, ovviamente tu anzi quasi molto saggiamente dici i genitori non trasmettono più quei valori di rispetto, soprattutto per quanto riguarda appunto nel rapporto con gli insegnanti. Io lo chiedo a entrambi. Voi avete invece rilevato proprio questo, cioè questa difficoltà, questa anche nel tempo, come è cambiato il rapporto, ecco, alunno-insegnante? Allora, in realtà c'è un rapporto più colloquiale rispetto a quando ero alunno io, ovviamente sono cambiati i tempi, c'è un rapporto un po' più simbiotico. Le tecnologie tutto sommato per certi versi avvicinano, ma per altri allontanano questo rapporto. Una cosa che mi è interessato molto, quello che diceva Vittorio, la gestione della rabbia, no? Sì, questa gestione della rabbia. stavo arrivando proprio a questo, perché in realtà l'uso delle tecnologie non è sempre una cosa positiva. Infatti, da degli studi di psicologia, perché da docente, anche se sono di elettronica, tutti i docenti siamo anche dei cultori tutto sommato di psicologia, comunque di pedagogia. Da degli studi recenti che ho letto, sembra che ovviamente il nostro cervello viene schematizzato come se fossero 3 cervelli, di cui uno è quello rettile, quello istintivo, impulsivo, proprio quello della rabbia, che viene incentivato e stimolato a crescere, quindi a prendere predominanza sugli altri cervelli, che sono quelli della sensibilità, dell'umore e quello del raziocinio, con tutti quei giochi chiamati sparatutto, che purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, sono stati... E poi soprattutto incidono ancora di più nella fase proprio adolescenziale, che riguarda appunto, che coinvolge questi ragazzi, cioè non sono adulti e quindi hanno anche questa fase di... E parlando con uno psicologo l'altro ieri, un collega che è anche psicologo, mi spiegava che questa realtà virtuale, che oggi è diventata sempre più reale, purtroppo sta creando dei problemi a dei ragazzi a non riuscire più a discernere la realtà da quella che è la virtualità. Quindi ci sono molti ragazzi che hanno questa grande difficoltà e si dovrebbe intervenire insieme alle famiglie, perché quello che molto spesso non si comprende è che non è che c'è il docente e la scuola da una parte e la famiglia dall'altra. Noi, è proprio il patto di responsabilità serve a questo, quello che diceva il dottor Piero. Era proprio, bisogna camminare insieme, dobbiamo fare squadra insieme alle famiglie, perché l'uno contro l'altro non si va da nessuna parte. Appunto. Noi ci fermiamo, una brevissima pausa, torniamo dopo e sentiremo il docente appunto Mangano. Io l'ho chiamata docente, in realtà lei è anche un docente, preside. A proposito di quello di cui stavamo discutendo, cioè questo rapporto, questo patto che dovrebbe esserci fra le famiglie e la scuola, voi che realtà vivete invece nella vostra? Guardi, io devo dire che abbiamo la fortuna di vivere in una scuola che cerca di incarnare il concetto della comunità, cioè questo... Dobbiamo andare persino oltre il concetto di patto, di corresponsabilità, che dal mio punto di vista è persino limitante, perché la scuola funziona, l'istituzione scolastica funziona davvero come istituzione educativa se riesce a costruire una comunità. La comunità è qualcosa di più di un patto, perché nella comunità si vive insieme volentieri, non si vive insieme perché si firma un contratto. E una comunità è una cosa in cui alla fine... Non saremo certamente tutti uguali, per cui può sempre esserci anche la persona violenta e indubbiamente ci può succedere l'episodio, ma la comunità è un luogo in cui vi sono anche, come dire, dei sistemi, delle reti di protezione che appunto proteggono
contro quella rabbia, magari di cui parlavamo prima, proteggono contro le incomprensioni, proteggono contro i comportamenti violenti o comportamenti troppo rigidi che possono avvenire a volte da tutti i lati, come dire, di questo schema in cui ci troviamo. E io dico appunto, sottolineo questa questione della comunità perché questa è la nostra soluzione. Ripeto, non è che manchino in una scuola grande come la nostra gli episodi anche di incomprensioni, di contrasti, ma quando si arriva a quegli episodi di violenza, come abbiamo sentito, vuol dire che si rompe qualcosa di più, perché viene meno qualcosa anche, capite, a livello di sistema, perché chiunque di noi ha vissuto dentro una scuola e sa che ci sono tante componenti, tanti passaggi. Il fatto che possa avvenire fisicamente un episodio di violenza dentro una scuola significa che tante parti, che c'è qualcuno violento, c'è qualcuno che subisce la violenza, forse c'è anche qualcuno che fa poco per evitarla, vuol dire che non è abbastanza attivo nel momento della protezione, l'ultimo momento, quello finale della protezione. Insomma, la soluzione è cambiare la nostra idea anche di autorità. Appunto, non dimentichiamo che viviamo... Prego. Non volevo sentire Vittorio perché noi stiamo parlando poi di fatto degli studenti. Ecco, invece dal tuo punto di vista noi stiamo discutendo appunto di questo patto che si deve allargare, diciamo, non solo appunto con le famiglie e scuola, ma anche insomma sentirsi tutti più corresponsabili, no? E quindi non sentirsi un po' soltanto isolati rispetto anche quando, per esempio, io penso anche ai fenomeni di violenza tra compagni, no? E ci sono. Mi scusi, non ho sentito bene perché forse la connessione non è delle mie. Può ripetere la domanda, ti dicevo appunto che fenomeni di violenza riguardano anche, diciamo, rapporti anche interni fra voi che poi si possono ripercuotere anche o con i professori, insomma con tutto quello che ha a che fare con il mondo della scuola, quindi con i vostri interlocutori, diciamo, scolastici. Esatto, come dicevo prima, probabilmente tutte queste situazioni derivano dalla difficoltà nella gestione della rabbia e anche che i ragazzi al giorno d'oggi non sono abituati al no. Infatti i miei genitori mi raccontavano che quando loro erano studenti, se magari prendevano una nota o venivano richiamati dai professori e i genitori poi venivano a sapere questi avvenimenti, poi al posto di schierarsi contro i professori, diciamo che li affiancavano nel educare gli studenti, mentre al giorno d'oggi non avviene ciò. Ti è successo di sapere qualcosa del genere? Cioè è successo nella tua classe o nella tua scuola? Di magari situazioni di questo tipo? A dire la verità non si sono mai verificati episodi del genere nella mia scuola. Certo, magari qualche alunno che si è relazionato in maniera aggressiva con i professori, però subito dopo si è reso conto dello sbaglio commesso e chiaramente ha evitato di rifare un errore del genere. Certo, purtroppo non è sempre così perché abbiamo visto appunto questi due episodi, tra l'altro l'ufficio regionale proprio ne censiva una trentina nell'ultimo anno, quindi voglio dire non siamo, purtroppo ancora si verificano. Per quanto riguarda, volevo fare un ultimo giro, purtroppo veramente siamo in chiusura, pochissimi minuti. C'era una notizia, mi diceva che era arrivata proprio per i precari della scuola, che è un altro, si dovrebbe fare una puntata a parte sui precari. No, vabbè, è uscita poco fa la comunicazione dal Ministero che hanno aperto la funzione per sciogliere la riserva per gli insegnanti precari inseriti nelle graduatorie a esaurimento. Proprio... Quindi una cosa proprio tecnica interna, insomma, che può servire a chi ci ascolta in questo momento anche così. E invece, Preside, le chiedevo soltanto una cosa sugli esami di maturità, perché la nostra scuola sono in corso, oggi la seconda prova di questi esami. Questi ragazzi, io alcuni li ho conosciuti e veramente sono dei ragazzi, insomma, che testimoniano quello che si fa dentro la scuola, per fortuna. Ecco, vuole dire qualcosina, insomma, anche per incoraggiarli, perché ora ancora dovranno poi affrontare altre prove? Ma sì, devo dire che i ragazzi hanno forse anche poco bisogno del nostro incoraggiamento. Oggi li vedevo qui all'ingresso affrontare con la giusta attenzione l'esame,
ma anche con la consapevolezza che insomma il giorno dell'esame si tirano le somme di quanto si è fatto. E forse proprio quello a cui accennava lei nella domanda, cioè il fatto che questi ragazzi producono tanto, creano, fanno delle cose, ci dimostra che forse anche l'istituto dell'esame ormai è anche un po' riduttivo, nel senso che potremmo sfidare la scuola tutta e anche i ragazzi a essere valutati su un percorso piuttosto che sull'esito di una prova che può durare 3 giorni. Far concludere un percorso di tanti anni con 3 prove, così con un punteggio in centesimi, diventa riduttivo. Comprendo tutto, comprendo l'esigenza per lo Stato di avere un titolo che ha un valore, eccetera, però davvero dal punto di vista formativo rischiamo di ridurre sempre tutto alla misura numerica quando il mondo che questi ragazzi hanno espresso è molto più grande del numero che riceveranno in voto. Certo, io sono perfettamente d'accordo con lei, però purtroppo il nostro tempo è finito, dovremmo invece parlare della scuola che verrà, potrebbe anche esserci una proposta anche concreta, che tra l'altro è stata sollevata proprio in occasione di questi esami di maturità a livello anche nazionale. Grazie ai miei ospiti, grazie a chi ci ha ascoltato, alla prossima.